Luci accese, macchina in movimento. 1660 metri da percorrere, una condizionata ritrasformata in invito, complice il ritiro di Ambretta LZ, 1 Aborigena, Dodolo Cisano, 2 Attalo, Luca Lovera, 3 Alabama Monroe, Andrea Farolfi, 4 Artico P, Roberto Vecchione, 5 Achille Caff, Davide Di Stefano. Allenamento che si va a completare. Macchina che prende ulteriore velocità. Va per lasciare i concorrenti. Si ritrae Artico OP. Alabama Monroe sopravanza Aborigena che cerca di tenere la posizione interna. Aborigena con l'aiuto della curva rientra Alabama Monroe, la quale si adegua alle sue spalle a un paio di lunghezze. Attalo, l'errore di Achille Caff che lascia alla retroguardia Artico P. Il lancio in 13,9 per Aborigena all'avanguardia che provvede subito a moderare l'andatura, non perde tempo Artico P che risale gradualmente sul rallentamento operato dalla leader e perviene all'altezza del sacchi della stessa al completamento del primo quarto in 29,6. Si va sulla seconda piegata per quello che era il match annunciato alla vigilia. Aborigena al comando lungo la corda, Artico P all'esterno a lavorare in pressing, ha contato un paio di lunghezze scarse Alabama Monroe, i 600 passati in 45,5, 15,9 la piegata di sinistra. Davanti alle tribune Artico P che lavora ai fianchi, Aborigena costringe a tenere ora andatura più sollecita al passaggio davanti alle tribune. Questo parziale è il primo vero oltre allo stacco che si è venuto a creare in questo primo mezzo miglio. 59,4 gli 800 metri iniziali, 29,8 in seconda frazione, 13,9 davanti alle tribune. Continua in vantaggio Aborigena con all'esterno Artico P, il chilometro della testa in 1,13,9. Si va a 650 metri dal termine con Artico che torna aggressivo a lato di Aborigena a 500 metri dalla conclusione, la copre interamente. Aborigena che replica, Alabama Monroe si scosta dalla corda e va a cogliere la schiena di Artico P ai 1200 in 1,28,1 in vantaggio Aborigena. Artico P che insiste e tira un'ulteriore bordata lungo l'arco della piegata finale, di dentro ha bucato una posizione Attalo, al largo Alabama Monroe, all'ingresso a detta arrivo Artico P che viene gestito, passa su Aborigena che è in calo a 150 metri dalla conclusione. Artico P che se n'è andato da Aborigena e inseguito da Alabama Monroe. Artico P che però tiene in rispetto tutti i tentativi di Alabama Monroe, vince con una barca luce nei confronti dell'avversaria. Al terzo Attalo per le vie brevi, 1,58,6 il totale, 1,14,2 la media al chilometro. Il successo dal punto di vista visivo davvero mai in discussione di Artico P, Roberto Vecchione, Holger Ehlert, i colori del signor Francesco Roberto Imbesi, il figlio di Ideale Luis che dispone chiaramente di Aborigene, tiene botta sino in fondo a Alabama Monroe. 4, 3, 2, l'ordine d'arrivo per il terzo posto di Attalo nelle immagini Artico P e Roberto Vecchione.